Quest'anno abbiamo avuto un'occasione sensazionale perché siamo riusciti a ritornare alle competizioni dopo anni di fermo a causa dei vari problemi che la nostra scuola ha avuto, e posso contare su un gruppo veramente affiatato di ragazzi che, tra le altre cose, in maggior parte sono della mia classe, quindi mi sono ritrovato, diciamo, i ragazzi affiatati, già un team che è in grado di esprimersi anche a buon livello, e abbiamo pensato di partecipare prima alle competizioni regionali, qualificandoci per le nazionali, poi alle nazionali e infine, con mia grande sorpresa ma anche emozione, siamo riusciti a qualificarci per la fase mondiale, la finale mondiale che si svolgerà a Eindhoven dal 17 al 21 luglio 2024, e che è una finale che ci sta impegnando fin da ora per perfezionare e rendere migliore la nostra rappresentazione. I ragazzi in gara sono 5, a cui si affianca un ragazzo che in qualche modo svolge un'azione di coordinazione o di coordinamento del gruppo, e questa situazione, diciamo, è stata molto apprezzata dalla giuria internazionale, che ha premiato i nostri ragazzi sia per l'impegno che hanno messo, sia perché hanno rappresentato un tema che è un tema classico, che in qualche modo sviluppa il contenuto che l'uomo non si adegua, diciamo, alla situazione, allo status quo, ma cerca sempre di superare i suoi limiti, anche se questi limiti sono estremi, come potrebbe essere la morte. Io volevo innanzitutto ringraziare il professore, la dirigente, sia da parte mia ma anche dalla parte della squadra, che ci ha dato questa opportunità di fare queste gare, di essere così bravi, e ci hanno dato tutti gli strumenti possibili per essere così, per avere questo successo alle gare. Inoltre noi ogni giorno durante le vacanze di Pasqua abbiamo inoltre lavorato, mentre gli altri erano a casa a fare le vacanze, abbiamo lavorato, e volevamo anche ringraziare il professore per questa disponibilità, che lui, invece di anche lui stare a casa, è venuto ogni giorno agli incontri di robotica e ci ha aiutato. E ci ha aiutato sia a stampare tutti i robot che abbiamo stampato con le nostre stampanti a scuola, ma anche ad elaborare tutto questo grande lavoro che abbiamo fatto. Grazie a tutto questo abbiamo avuto un grande successo alla gara nazionale, e così tanto da poter andare al mondiale a Eindhoven il 17 luglio.